Buonasera e benvenuti con il notiziario serale di Telefriuli in apertura. Il primo caso riscontrato di variante inglese al Covid in Friuli Venezia Giulia. Il virus è stato individuato nei primi giorni dell'anno in una donna di rientro dall'Inghilterra con volo da Londra. A dare notizia è proprio la regione. La positività è stata riscontrata in un primo momento da un tampone antigenico rapido ed è risultato positivo, di conseguenza è stato effettuato un secondo test molecolare. Su quest'ultimo materiale è stata compiuta la sequenza genica dal quale poi è stato chiarito che si trattava della variante inglese dal coronavirus. La persona residente a Trieste al momento è asintomatica. Nel frattempo arrivano buone notizie dal bollettino sanitario, calano e per la prima volta da tanti mesi sotto quota 600 i ricoveri nei reparti Covid, 597 per la precisione, così si riducono anche i ricoveri nelle terapie intensive, 57. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.076 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,8%. Sono inoltre 1970 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 123 casi. Decessi sono 13, diminuiscono anche le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.641. C'è anche un'ultima notizia: nel territorio comunale di Tramonti di Sopra scatterà la zona rossa e successivamente verrà avviato lo screening massivo della popolazione. A darne notizia il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, dopo aver parlato con il vice sindaco Patrizia Del Zotto, il prefetto di Pordenone. Queste invece le immagini che si riferiscono alla questione vaccini, perché potrebbe esserci delle novità nei prossimi giorni. Sono in arrivo infatti tra le 60-80 mila le dosi al mese che la gestione commissariale garantirà per febbraio e marzo al Friuli Venezia Giulia. Con questi numeri, afferma Riccardi, arriveremo a completare la copertura vaccinale con la seconda dose del primo target e avviare la vaccinazione degli over 80, secondo quanto stabilito dal piano nazionale. Per gli over 80, se tutto verrà confermato nel vertice che si terrà all'inizio della settimana, le prenotazioni si apriranno già a partire dai prossimi giorni, mentre le inoculazioni partiranno con la seconda settimana di febbraio. Da lunedì invece il Friuli Venezia Giulia sarà zona gialla, riapriranno ristoratori e baristi, ma sempre fino alle 18, fino alle 22 invece per l'asporto. Sarà un giallo plus, domani infatti è attesa l'ordinanza del governatore Fedriga che potrebbe essere sulla falsariga di quello precedente, ovvero obbligo di servizio al tavolo dopo le ore 11, ingressi contingentati nei negozi a seconda delle dimensioni dell'esercizio. Sentiamo ora la voce dei ristoratori con Alexis Sabot. Si ritorna a zona gialla, lavoravate tanto per asporto, ora si ritorna ad aprire. Esatto, dal takeaway ritorniamo diciamo alle origini. Raccolti impreparati questa zona gialla? In effetti io pensavo di rimanere ancora una settimana arancione. Comunque io ormai vado avanti e cerco di tenere duro e mi adeguo alla situazione. Finalmente dopo un bel po' di settimane fermi pian piano torniamo a muoverci, sì. È sicuramente una bella notizia. Torniamo a portare fuori i tavoli, le persone saranno sedute ai tavoli, massimo 4 persone. Sperate di ripartire anche dal punto di vista economico? Diciamo che si riducono le perdite in questo momento. Finora siamo stati aperti soltanto al turno serale per l'asporto. Adesso con la zona gialla abbiamo la possibilità di aprire anche al pubblico al pranzo e quindi sicuramente qualcosina in più. Quindi in questo weekend dovete riorganizzare il tutto? Sì, sicuramente gli approvvigionamenti degli alimenti e il personale, sicuramente anche quello fondamentale. Perché finalmente riusciamo a lavorare, riusciamo a fare le colazioni, i pranzi, gli aperitivi e anche le fette di torte del pomeriggio. Siamo già andati a fare la spesa, a pulire tutto il locale, preparare tutto. Quindi siete pronti? Sì, prontissimi proprio. A riaprire con la zona gialla anche i musei, non nel fine settimana ma dal lunedì al venerdì. È contento ma titubante sulla possibilità di avere presenze infrasettimanali. È l'assessore alla cultura di Udine, ovvero Fabrizio Cigolotto, che lancia l'idea di dimezzare o addirittura azzerare il prezzo del biglietto. Vediamo nel prossimo servizio anche quali saranno altre riaperture.
Aquileia è pronta alla riapertura dei luoghi della cultura a partire da lunedì 1 febbraio con le aree archeologiche, Basilica con Battistero e Sutalle, Domus e Palazzo Episcopale, e martedì 2 febbraio aprirà il Museo Archeologico Nazionale. La Domus di Tito Macro sarà aperta il venerdì alle 15 su prenotazione per le passeggiate con il direttore. Questa riapertura deve essere una festa con coscienza, perché ancora la pandemia non è passata, ma proprio questa possibilità che abbiamo oggi è anche frutto del grande lavoro che hanno fatto le persone, gli individui che da soli hanno rispettato le regole. Anche i musei di Udine riaprono solo nei giorni feriali, nel rispetto delle misure anti-Covid, una ripartenza che arriva dopo una sospensione di ben 3 mesi. Però almeno un segnale positivo nei confronti della cultura con la riapertura dei musei c'è, anche se le modalità con cui vengono riaperte le sedi museali mi lasciano, come dire, anche un po' sconcertato. Noi adesso ne abbiamo 3 sostanzialmente aperte ed accessibili: il Castello, qui Casa Cavazzini, e Palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico. Penso a un biglietto, come dire, dell'importo minimo, se non addirittura azzerato per questi mesi. Anche i musei e le mostre Airpac Friuli Venezia Giulia riaprono al pubblico, al Magazzino delle Idee di Trieste, a Palazzo Attems di Gorizia, alla Galleria Spazzapan di Gradisca di Isonzo. Riapriranno i battenti anche le altre sedi, come il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda di Borgo Castello a Gorizia, il Museo della Vita contadina di San Vito al Tagliamento. Altro argomento che tiene banco: le consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico per capire, su indicazione del Presidente della Repubblica Mattarella, se ci sono i numeri per un governo politico. Il nodo principale è quello di Italia Viva di Matteo Renzi. Sentiamo Andrea Pierini. Martedì sarà il giorno in cui Roberto Fico, Presidente della Camera, si recherà al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il bilancio dopo 3 giorni di consultazioni con i partiti che sostenevano il precedente governo, il Conte bis, e chi ha manifestato allo stesso Mattarella la volontà di appoggiare un eventuale nuovo esecutivo politico. Il Partito Democratico ha ribadito la volontà di affidare un incarico a un Conte ter, il Movimento 5 Stelle anche, nonostante ci sia una fronda, guidata da Alessandro Di Battista, che gradirebbe un ricambio. Il nodo è quello di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, vero ago della bilancia in questo momento. Abbiamo 3 emergenze grandi: l'emergenza economica, l'emergenza sanitaria e l'emergenza educazionale. 3 emergenze che vanno affrontate con consapevolezza e con grande determinazione, che sono i motivi per cui noi abbiamo fatto partire questa crisi. Perché quando ci si chiede ma come mai una crisi in piena pandemia, è perché nella piena pandemia, nel momento più di difficoltà del Paese, c'è bisogno di risposte che siano all'altezza della sfida. Il movimento di Renzi quindi pone in primo piano i temi, nessun veto invece sul premier uscente Giuseppe Conte. E finiamo sempre lì, no, non ci sarà nessun veto sul Giuseppe Conte, noi veti non ne abbiamo mai messi, lei cerchi una dichiarazione in cui c'è un veto su Conte. I veti li abbiamo subiti, è stato Conte a dire mai più con Renzi, mai più con Italia Viva. Non si può continuare a sopravvivere, a vivacchiare, c'è bisogno di grande chiarezza e c'è bisogno soprattutto di una chiarezza che consenta agli italiani di poter contare su un governo che non mette sotto il tappeto i problemi e così si rifugia nella comunicazione, ma sappia veramente trovare soluzioni a quella che è una crisi che il nostro Paese sta attraversando in maniera più forte e più dura degli altri. Voltiamo pagina alla cronaca. Un uomo di 49 anni di Cordenons è morto per le conseguenze di un incidente in montagna avvenuto nel pomeriggio nella zona di Andreis sulle Dolomiti friulane. Secondo una ricostruzione dei carabinieri della stazione di Montereale, l'escursionista, nonostante avesse equipaggiamento invernale, stesse usando i ramponi, scivolato mentre affrontava un sentiero in una zona impervia e gelata, cadendo da una notevole altezza. La Corte d'Appello di Trieste è tra i primissimi posti in Italia per numero di processi, spesso sul fronte della giustizia civile, ma continua a scontare una grave carenza di organico in termini di personale amministrativo. È una realtà in chiaroscuro, quella disegnata oggi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. A denunciare l'emergenza all'organico, con percentuali di scopertura che vanno dal 22 al 48%, è stato Giuseppe De Rosa, presidente facente funzioni della Corte d'Appello. Nonostante questa problematica e il Covid, non si registra comunque un calo dei processi. Tra gli altri temi affrontati quello della mafia. Secondo il procuratore della Corte d'Appello Dario Groman, l'emergenza sanitaria ha raffreddato le infiltrazioni a stampo mafioso, specialmente nel settore alberghiero e della ristorazione.
Una delle preoccupazioni maggiori sembra essere invece rivolta al malessere generale dei giovani a causa della riduzione della presenza alle attività scolastiche. Questo avrebbe portato, secondo Groman e secondo i dati, a un aumento della violenza nella popolazione giovanile. E ora veniamo alla vasta operazione condotta dai Carabinieri della Guardia di Finanza di Udine, che ha portato all'arresto di 5 persone sullo sfondo un inquietante contesto fatto di festa a base di droga e sesso. Sentiamo. Una storia di festini a base di sesso e droga, traffico di armi e riciclaggio. E questo è il contesto in cui si è svolta l'operazione condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica. 5 gli arresti da parte dei militari dell'Arma in 2 anni di inchiesta. Un'inchiesta che ha preso le mosse da intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato, come a capo dell'organizzazione, un cittadino olandese, la compagna di origine croata, trovato in possesso di 288 dosi di droga tra cocaina e marijuana provenienti dalla Slovenia e anche di 3 pistole. Alla coppia è stata poi contestata l'attività di riciclaggio. In particolare l'olandese aveva reimpiegato il frutto dell'evasione fiscale, circa 600.000 euro mai dichiarati, prelevati in contanti dai propri conti correnti presso un casinò di Venkov in Slovenia. L'indagine ha poi portato alla luce un'ingente attività di spaccio che aveva al vertice un uomo il quale, oltre alla cocaina, si interessava di reclutare le persone, in genere giovani donne, da condurre festini a base di sesso e droga che si consumavano all'interno dell'abitazione proprio dell'olandese o di altre strutture ricettive della provincia. L'attività criminale era insomma ben ramificata. In manette sono finite anche un ultrasessantenne e un 34enne albanese trovato in possesso di oltre 500 dosi di cocaina, pronte ad essere immesse sulla piazza udinese per soddisfarne le esigenze dei tanti consumatori, circa una trentina, nelle cui case sono scattate le perquisizioni. Voltiamo decisamente pagina questa mattina. Nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi la cerimonia di consegna del premio, la famiglia Nonino ha diffuso un videomessaggio con l'arrivederci al 29 gennaio 2022. Un pensiero è stato rivolto alle nuove generazioni. Sentiamo. Dobbiamo restituire ai giovani ciò che abbiamo distrutto. Riprendendo le parole dell'amico Ermanno Olmi, Gianola Nonnino ha rivolto un pensiero alle nuove generazioni nel videomessaggio rivolto agli amici del premio Nonnino nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che causa Covid è stata rimandata al 29 gennaio 2022. Tanti messaggi arrivati anche da rappresentanti della giuria del premio e vincitori della passata edizione. Visto che il premio Nonnino deve essere vissuto, non può essere fatto online. È vissuto, dobbiamo guardarci negli occhi, dobbiamo parlarci, dobbiamo sentire che ci stimiamo e che ci vogliamo bene. Vorrei leggervi quello che il nostro indimenticabile Ermanno ha detto. La vita del nostro esausto pianeta e quindi la nostra vita ci induce a meditare sui nostri doveri e sulle nostre responsabilità, ma soprattutto sui diritti delle generazioni che in futuro abiteranno la Terra. Ecco, i giovani, voi giovani che siete i più penalizzati, noi dobbiamo combattere perché dobbiamo restituirvi quello che anni e anni di dimenticanza dei doveri verso la terra in particolare l'abbiamo distrutta e siamo arrivati a un momento di non ritorno. Mi auguro di essere tutti assieme sabato 29 gennaio 2022 per poter festeggiare i 45, a questo punto 46 anni del premio Nonnino. Lo sport con l'Udinese che domani tornerà in campo con lo Spezia, in quello che Gotti definisce uno scontro salvezza. Domina anche la questione del mercato, dell'Ofeu che dovrebbe essere in campo dal primo minuto. È stato acquistato titolo definitivo dell'Udinese, Llorente, il nuovo acquisto, partirà dalla panchina, invece Mandragora probabilmente destinazione Torino. Sentiamo le parole di Gotti. La classifica dice che è uno scontro diretto, più diretto di così, gli stessi punti in classifica. L'impressione durante questa settimana è che la nostra squadra sia consapevole dell'importanza di una partita di questo tipo. Dal mercato è arrivato un rinforzo importante come Llorente. È stato bello in questi giorni vederlo allenarsi con i nuovi compagni. Non dimentichiamo che
ha fatto 52 minuti in questo girone di andata, quindi diamogli il tempo giusto per tornare ad essere se stesso. Un altro spagnolo, Deulofeu, è tornato titolare contro l'Inter. La sua crescita in questi 15 giorni è stata enorme dal mio punto di vista, e se lui prosegue il suo percorso di crescita su questo solco, sicuramente sarà molto importante per tutti noi. In difesa manca Samir squalificato, è pronto Neutink per tornare dall'inizio? Direi di sì, direi di sì. Bene, questa era l'ultima notizia, noi vi lasciamo al basket con la sfida tra Gesteco contro la Virtus Padova, la gara andrà in onda alle 19:20 con le interviste pre-gara, eccoci qua, vedete già le immagini. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, arrivederci.